Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro solito Simone Baldassin e vi ricordo che questo video è il quarto estratto da una delle lezioni che io tengo al corso Web Design di Veneto Formazione. Trovate tutte le info su venetoformazione.it. Se volete approfondire l'argomento iscrivendovi a uno dei nostri corsi, vi lascio in descrizione tutte le modalità per poter accedere al coupon bonus di 200 euro sul costo finale del corso. Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale per aiutarmi a fare crescere questa community, lasciare un like, fare le domande, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo dopo la sigla. Benissimo, allora quarto estratto, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del box model. Oggi andiamo a entrare nella natura un po' più specifica dei marcatori HTML, partendo dal presupposto numero 1, ovvero che se volete seguire questo corso e siete entrati per sbaglio alla quarta lezione, ricordatevi che per poterlo seguire correttamente dovete ripartire dalla prima. Ok, trovate tutto nella playlist dedicata all'interno del canale. Ok, allora andiamo per ordine. Che cos'è il box model? Il box model è la struttura con cui sono composti tutti i marcatori HTML, nessuno escluso. Qui per esempio abbiamo appena inserito all'interno della nostra strutturina un H1 e un H2 con la scritta headline 1, headline 2, vedete? Quindi lanciando l'anteprima siamo andati a renderizzare a browser il risultato, due titoli bold che però come potete vedere hanno una spaziatura tra di loro, qui vedete che c'è dello spazio. Allora cerchiamo di capire un attimino insieme che cos'è quello spazio e come si può andare a eliminare. Il box model è questo sostanzialmente, lo vediamo in questa foto estratta da questo sito che ho pescato a caso su Google, ok? Dove ci viene spiegato molto bene di cosa si tratta. Il box model è la composizione che gira intorno ai marcatori HTML. In questo caso vedete la definizione di content è quella che va a definire proprio lo spazio occupato dai marcatori, mentre la definizione di width ed height va a definire la larghezza e l'altezza, sono dei parametri che useremo spesso. Dopodiché intorno al marcatore c'è una cosa che si chiama padding, che si gira sui quattro lati, top, right, bottom, left in senso orario. Poi c'è una cosa che si chiama border, facilmente intuibile di cosa si tratta, che a sua volta gira sui quattro lati, e poi c'è una cosa che si chiama margin, che gira a sua volta sui quattro lati. Quindi abbiamo il contenuto, il padding, il border e il margin, ok? Fin qua ce l'abbiamo. Quelli sono gli elementi, border escluso che se non dichiarato non occupa assolutamente spazio, sono gli elementi che vanno a giocare su quel contorno che vedete qui e che possiamo vedere anche nell'altro esempio di là a browser e che delimita lo spazio tra i due marcatori. Ok? Benissimo. Allora, regola numero 1, che differenza c'è tra margine e padding? Beh, è ovvio che se sono due è perché fanno due cose diverse. Allora, partendo dalle basi potremmo dire che super easy. Il margin spinge verso l'interno, il marcatore ovviamente, il padding allarga verso l'esterno, ok? Quindi il margin spinge nella direzione indicata, il padding allarga nella direzione indicata. Vediamolo un po' più nello specifico andando ad applicarlo. Allora, in prima battuta una cosa che io voglio fare è azzerare questi spazi. Per farlo ci sono diversi modi. Io faccio ancora questo metodo un po' vecchia scuola e adesso qualcuno dirà ma non si fa più così e bla 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 bla. Non me ne frega un cazzo, io faccio così e non mi vado a occupare a rompere le balle sui tempi di caricamento. Ok, quindi utilizzo il selettore universale identificato con l'asterisco, che vuol dire all a tutto, e poi vado ad aprire e chiudere le mie solite grafe e scrivo M0 tab margin 0 P0 tab padding 0. Ok? Cosa succede a questo punto? A questo punto succede semplicemente che ho annullato gli spazi intorno ai due marcatori, ok? Né più né meno. Benissimo, adesso come si muovono margine e padding? Ve lo mostro in un esempio semplicissimo che aiuta veramente la comprensione senza nessun grosso problema. Allora, innanzitutto abbiamo detto che si spostano in diverse direzioni. Adesso io vorrei spostare l'H1 di 200 pixel da sopra. Per fare questa operazione andrò qui, richiamerò il selettore H1 e gli dirò margin top 200 pixel e vado a salvare. Ricarico la pagina e vedete che il mio H1 si è abbassato di 200 pixel dalla
direzione che abbiamo indicato. Ok, fin qua super easy. Adesso facciamo la stessa cosa con il padding. Quindi vado a sostituire, scrivo padding top 200 pixel e salvo, torno sul browser e ricarico. Attenzione, questo è il margin, appena vado a ricaricare entra in scena il padding. Occhio! Cosa è successo? Niente, apparentemente. Di per sé però, per capire il meccanismo abbiamo la necessità di aggiungere un parametro. Allora torno indietro e rimetto il mio bel margin e vado ad inserire un colore di sfondo. Questo sarà il margin top, però questa volta con un colore di sfondo, vedete? Innanzitutto impariamo che il marcatore di blocco occupa tutto lo spazio disponibile. Nella nostra testa il marcatore inizia qui e finisce col testo. No! Quelli sono i marcatori in linea. Un marcatore in linea, anche se H2 non lo è, invece occuperebbe questo spazio, lo spazio determinato dal suo contenuto, ok? Anche per questo è buona norma non inserire mai un marcatore di blocco dentro un marcatore in linea, perché andrebbe a far sì che tutto lo spazio disponibile occupato dal marcatore di blocco andrebbe a trasformare il marcatore in linea a sua volta in qualcosa che occupa tutto lo spazio disponibile. Ovviamente queste sono sempre le basi di partenza, ok? Dopodiché è chiaro che la manipolazione tutti i vari oggetti eccetera all'interno delle strutture prende tutta un'altra dinamica. Ma torniamo a margine padding e adesso andiamo a vedere un attimino con calma cosa succede se metto il padding, perché adesso a questo punto mi renderò conto della differenza. Questo è lo spazio in cui abbiamo spinto l'elemento, questo è il padding, vedete? Si è messo nella stessa posizione, però di per sé il concetto è che è il marcatore che si è allargato verso l'alto, mentre prima è stato spinto il marcatore verso il basso, adesso è il marcatore che si è allargato nella direzione che abbiamo indicato. Questa di fondo è la differenza, ok? Benissimo, allora questo piccolo esempio vale sia per il margin che per il padding. Per quanto riguarda il padding, esiste un default che vi invito ad andare ad inserire all'interno di tutte le vostre strutture, ormai è diventato uno standard, che è determinato da questa regola che si chiama box sizing, a cui possiamo dare due valori. Content box è il valore di default. Cosa vuol dire content box? Vuol dire che di default il padding che allarga o il bordo, che ancora non abbiamo visto, sono da considerarsi esterni. Traduciamolo, se il mio marcatore è largo 100 e io metto 20 pixel di padding a destra e a sinistra, il mio marcatore diventerà 140, 20 più 20, ok? Idem con i bordi, metto un bordo sui quattro lati, ok? Il mio marcatore diventerà grande il suo spazio più 1, 1, ok? Bene, questa cosa è molto scomoda quando dobbiamo andare a lavorare con i siti responsive che si devono adattare, perché dovremo fare dei calcoli, ok? Quindi ormai è diventato uno standard andare ad inserire questa dinamica con il valore invece border box. Border box cosa fa? Fa semplicemente questo, non lavora sul margin, sia chiara sta cosa qua, ma sul padding e sul bordo possiamo gestirli considerandoli interni. Quindi se io ho il mio marcatore che è largo 100 e metto un padding 20-20, non sarà 140, ma i 20 e 20 saranno considerati dentro il 100. Potremmo dire che il nostro marcatore diventerà largo 60 più 20-20-40, ok? Prendetela come uno standard perché ormai lo è. E infatti io sono solito andarlo ad assegnare a tutto, ok? I marcatori HTML si muovono su 4 direzioni, quindi margin top, padding top, margin left, margin right, margin bottom, padding bottom. Si possono anche fare delle abbreviazioni, ok? Ve le mostro velocemente. Attaccate l'H2 ma senza nemmeno stare lì a romperci le balle, quindi andare a verificare il risultato, fidatevi, ok? Di per sé una dichiarazione 4 lati, 2 dichiarazioni sopra sotto destra sinistra alla seconda, quindi 30 sopra e sotto, 20 destra e sinistra, 3 dichiarazioni 30 pixel sopra, 20 pixel destra e sinistra, 10 pixel sotto e 4 dichiarazioni in senso orario, 30 top, 20 right, 10 bottom, 5 left, né più né meno. Super easy, ok? Approfittiamo adesso dell'H2 invece per andare a vedere il discorso dei bordi, ok? Allora, come si inserisce un bordo? Un bordo si inserisce attraverso 3 modalità, ok? Sono 3 i valori della proprietà che si chiama semplicemente border, che possiamo non radius,
che possiamo andare ad assegnare. Ok, allora di per sé la prima cosa che dobbiamo definire è la dimensione del bordo in pixel. Ok, la seconda cosa che dobbiamo andare a definire è la tipologia di bordo tra quelli che ci vengono proposti. I più classici sono il solid, la linea rigida, il dotted, il tratteggiato quello piccolino piccolino piccolino, e il dashed, che è il tratteggiato quello più largo. Tutti gli altri obiettivamente, e toccandola pianissimo, fa cagare il cazzo. Quindi se volete un bordo un po' particolare, fate sì che questo bordo lo andate a creare direttamente con la grafica. Ok, allora la terza cosa è ovviamente il colore del bordo. Allora andiamo a pigliare e andiamo ad inserire, adesso creeremo un bordo di inguardabile bordo di 3 pixel, linea rigia solid, colore intorno all'H2. Attenzione, quando parliamo di bordo di testi non stiamo parlando ovviamente del bordo inteso come intorno alle parole, no, quello si fa con text shadow e con altre dinamiche. Stiamo parlando proprio di un bordo intorno al marcatore. Questo è il nostro risultato, vedete? Quindi questo è il bordo che abbiamo messo intorno al nostro oggettino. Adesso vediamo una pratica molto comune, quindi per andare a centrare un elemento di blocco. Mentre tutti gli elementi in linea si possono centrare tranquillamente utilizzando il parametro textAlign, la proprietà textAlign con valore center, allineamenti del testo, per andare a centrare un elemento di blocco invece possiamo andare ad inserire una sua dimensione. Vediamo se 200 ci basta per l'H2. Ok, perfetto. Vedete che posso andare a giocare un po' su queste cose. Se io per esempio vado ad inserire un padding di 20 pixel intorno a questo, vedrete che comincio a creare qualcosa che può somigliare anche a un pulsante, pur lavorando su un H2. Bene, come faccio a mettere questo al centro? Posso usare questa dichiarazione margin 0 sopra e sotto con valore auto destra-sinistra. In parole povere cosa succede? Succede semplicemente che in relazione alla larghezza dichiarata il mio marcatore va ad allinearsi perfettamente al centro, da destra a sinistra, indipendentemente dalle dimensioni del monitor su cui stiamo lavorando, andando a fare questo piccolo trick, se vogliamo chiamarlo, anche se non lo è assolutamente, vedete? Quindi il nostro pulsantone va al centro. Possiamo anche definire, volendo, degli arrotondamenti intorno ai bordi, è cosa abbastanza comune che si fa nei pulsanti. Per fare questo possiamo utilizzare la regola border radius, ok? Che lavora con una dichiarazione sui 4 lati, con 2 dichiarazioni va a lavorare sui 2 lati in diagonale, così e così, ok? Con 4 dichiarazioni li va a pigliare in senso orario. Adesso arrotondiamo un po' gli angolini, facciamo 4 pixel di arrotondamento. Vedete? E siamo andati ad arrotondare un po' gli angoli. Siccome il bordo è bello grosso, facciamo anche qualcosina in più, per quanto inguardabile possa diventare, ci aiuta a vedere un po' meglio, ok? E anche questa è un'opzione che metteremo spesso sul piatto quando abbiamo bisogno di creare delle strutture un po' più particolari. Dopodiché, ultima e non ultima cosa di oggi, andiamo a vedere un attimino come possiamo giocare le ombre. Ci sono 2 modi per giocare le ombre all'interno dell'HTML, CSS e compagnia bella. Ci sono le ombre ai box, quindi agli elementi, per questo si intendono testi, piuttosto testi gestiti in questo modo ovviamente, piuttosto che elementi di layout, piuttosto che immagini, ok? Allora l'ombra del testo si crea utilizzando la proprietà text shadow, ma le ombre nei testi insomma non vanno tantissimo di moda ultimamente, quindi di conseguenza il momento in cui andiamo a utilizzare le ombre per i testi normalmente è determinato solamente quando abbiamo bisogno di creare un minimo di sfocatura sotto che crei un minimo di leggibilità dello stesso. Le regole sono le stesse identiche che vediamo invece per l'ombra degli oggetti. Scriviamo box shadow e i parametri da applicare inizialmente possono essere 4. Parametro numero 1 abbiamo la posizione dell'ombra in relazione all'oggetto. Se mettiamo 0 l'ombra è perfettamente al centro sotto l'oggetto, valore positivo l'ombra va verso destra, valore negativo l'ombra va verso sinistra. Seconda opzione, la distanza dell'ombra dall'oggetto. Se qua andiamo ad inserire 0 l'ombra sarà perfettamente intorno all'oggetto. Se qui andiamo a fare un bel, che ne so, anche semplicemente 6 pixel, avremo un'ombra spostata verso il basso di 6 pixel. Il terzo parametro è la cosiddetta morbidezza, ovvero come l'ombra si espande, ok? Quindi se qui vado a dare, che ne so, una trentina di pixel, avremo un'ombra espansa abbastanza nella direzione indicata e nella posizione indicata precedentemente. Dopodiché possiamo andare ad inserire un colore per l'ombra, in questo caso facciamo un nero al, che ne so, 30%, salvo.
vado a ricaricare la pagina, vedete, e avrò la mia ombra con le posizioni dichiarate, come esattamente abbiamo fatto e volevamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto e abbiamo visto un bel po' di cosettine nuove oggi che possiamo mettere in pratica. Ripeto, rimetteremo in pratica tutto alla fine del corso, quando cominceremo a mettere insieme i cocci. Ovviamente ad oggi impariamo man mano le piccole dinamiche che ci servono, ok? Io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, noi ci vediamo all'episodio numero 5 la prossima settimana. Una buonissima giornata a tutti voi e come sempre see you next time!